In questo giorno, anniversario della nascita del Santo Padre Agostino, in un'unica festa si celebrano, insieme ai santi e ai beati dei tre ordini agostiniani riconosciuti dalla Chiesa, tutti i religiosi e le religiose giusti, di ogni lingua, di ogni cultura e di ogni nazione, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. È un rendimento di grazie al Signore per i doni di santità sparsi copiosamente nella storia delle nostre famiglie religiose e un invito a seguire le orme di tanti fratelli e sorelle che hanno vissuto fedelmente gli impegni del battesimo e della consacrazione al Signore. Vieni presto in mio
Dalla lettera agli Ebrei. Anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.
O Dio, sorgente di ogni santità, a Dio, sorgente di ogni santità, rivolgiamo con fiducia la nostra invocazione dicendo: O Signore, guidaci nelle tue vie. O Signore, guidaci nelle tue vie. Signore, con gioia contempliamo l'assemblea festosa dei nostri fratelli e sorelle che glorificano in eterno il tuo nome. Fa che la nostra lode mattutina sia il preludio di una lode eterna in cielo. O Signore, guidaci nelle tue vie. Signore, che hai donato alla famiglia agostiniana tanti testimoni del tuo amore, fa che viviamo con coerenza e gioia la nostra vocazione. O Signore, guidaci nelle tue vie. Signore, dandoci tanti modelli, ci indichi un sicuro sentiero di santità. Fa che mai dimentichiamo di essere stati chiamati da te ad una vita evangelica. O Signore, guidaci nelle tue vie. Signore, che per mezzo dei santi della famiglia agostiniana manifesti la tua misericordia e tenerezza. Fa che i nostri fratelli e sorelle sofferenti e afflitti incontrino il tuo sollievo e la nostra solidarietà. O Signore, guidaci nelle tue vie. O Dio, che infiammi la tua Chiesa con il fuoco del tuo Spirito e la guidi con la sua luce, fa che tutte le partecipanti alla nostra assemblea siano accese dell'amore del medesimo Spirito, così che tutto si compia secondo la tua volontà. O Signore, guidaci nelle tue vie. Signore, che ci hai comandato di amarci scambievolmente, benedici la nostra sorella Maria Rosa, eletta presidente della nostra federazione, perché possa guidarci alla vera unità della carità. O Signore, guidaci nelle tue vie. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli dell'Ordine Agostiniano, in questo giorno di festa così importante per la nostra vita, in comunione con Papa Leone, ci rivolgiamo al Padre con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che nei santi dell'ordine agostiniano hai fatto risplendere le meraviglie della tua grazia multiforme, concedi a noi che per il loro esempio e la loro intercessione aspiriamo con tutte le forze all'intima unione con Gesù Cristo, tuo Figlio, via, verità e vita. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, che dai fiducia, Amici al paziente lavoro della pace. I nostri occhi imparino a guardare, guariscano dalla soggezione e dal controllo, si aprano alla mediazione. Le nostre mani depongano le armi, sappiano ricevere da altre mani, si mettano all'opera per costruire. Il nostro gusto si accorga di altri sapori, il nostro udito ascolti la voce muta di chi non sa come esprimersi. L'odore dell'umanità sia la strada da seguire per conoscere te.
nostra forza